È un'emozione molto forte, soprattutto perché c'è stata emozione in sala, c'è stato un lungo applauso che ci ha sorpresi, ci ha fatto ovviamente molto felici. Per noi che venivamo con lo zainetto a vedere i film da adolescenti, adesso essere qua con un film in concorso è una bellezza, particolarmente in questo momento qui, con questo festival che si fa fisicamente nonostante quello che stiamo vivendo, è una bellissima soddisfazione. Un film impegnato, una storia particolare, com'è stato il suo ruolo di protagonista di questa storia reale, vissuta dal regista, ma che assume un significato per tutti insieme. La ringrazio, penso proprio che sia questo il motivo per cui l'abbiamo fatto. Io faccio sempre fatica a pensare che i film siano impegnati o non impegnati, penso che l'impegno ci vada messo sempre, però penso che sia fondamentalmente una storia d'amore questa, per cui io credo che l'impegno è stato nel cercare di consegnare un'emozione a chi vede il film. Come dice giustamente lei, è universale perché poi tocca il rapporto padre-figlio ed è lì che noi volevamo andare. L'emozione che c'è stata ieri credo che si sia riferita pressoché esclusivamente a quello. Sono molto grato a Barbera, alla mostra, alla Biennale che abbia deciso di sfidare in qualche modo con la massima attenzione questa situazione, è un segnale fortissimo, è stato molto importante vedere tutti i presidenti delle mostre del mondo essere insieme a fare questa cosa, però va dato atto a Barbera e sono felice che avvenga in Italia. Sono felice che l'Italia stia dando un segnale al mondo dal punto di vista della vitalità del cinema attraverso questo festival.